Le mafie del terzo millennio seguono i soldi. A nord-est, più che di infiltrazione, è necessario parlare di radicamento del fenomeno e le interdittive delle prefetture ne sono una testimonianza. In questo panorama di consapevolezza, il progetto di formazione delle polizie locali, promosso dalla Regione Veneto in collaborazione con Avviso Pubblico, assume una risposta di qualificazione investigativa imprescindibile. Un percorso rivolto a 500 agenti di polizia locale di ogni provincia veneta, ad amministratori e dipendenti pubblici. Un investimento di 230.000 euro per seminari che si articoleranno in tutte le città del Veneto in un periodo di 18 mesi. Dobbiamo dare degli strumenti operativi alle nostre polizie locali per contrastare il degrado urbano, la criminalità e anche forme di criminalità organizzate che si insinuano sempre più frequentemente nel nostro tessuto sociale e nelle nostre amministrazioni. Quindi bisogna tenere alta la guardia, le nostre polizie locali devono essere formate e avere la capacità di intervenire, di segnalare e di fare rete con le forze di pubblica sicurezza e con le forze dell'ordine. Il nostro ruolo è quello appunto di affiancare i nostri enti soci, in questo caso la Regione del Veneto, in progetti che portino sui territori quella cultura amministrativa, quella buona politica, quelle buone prassi che poi aiutino gli operatori a tutti i livelli, dalla polizia locale in questo caso, progetto specifico, ma anche gli amministratori, funzionari, a poter fare azioni di prevenzione sui territori e di riconoscimento di questi fenomeni anche in una fase embrionale. La corruzione è un grimaldello per il radicamento mafioso. Corruzione è il cancro principale del nostro paese ed è ovviamente uno strumento formidabile nelle mani delle mafie, perché è quello strumento che gli permette poi di arrivare anche a livelli istituzionali dove ovviamente c'è scarsa attenzione, non c'è contrasto o dove ci sono comportamenti anche individuali censurabili. Il primo seminario di formazione si terrà a Rovigo. Rovigo per adesso sembra una provincia, diciamo, tranquilla per questi aspetti qua. È logico che bisogna tenere sempre alta la guardia, cioè nel senso mai sottovalutare certi segnali, per cui diciamo che la prefettura con le altre forze dell'ordine, ma così come anche i sindaci sul territorio, sono particolarmente attenti a ogni segnale che in qualche modo può dar adito a qualche rischio di questo genere qua, per cui c'è un'attenzione particolare. Per adesso però possiamo dire che non ci sono segnali significativi. Gli appalti pubblici sono l'elemento più appetibile? Ma indubbiamente gli appalti pubblici, come tutto quello che gira intorno al mondo finanziario, quindi su quello l'attenzione è massima. Perché solo 500 posti? Sarà adesione volontaria oppure di ogni comando viene selezionata una persona che poi a cascata diventa formatore? Beh, certo, i posti sono limitati proprio perché si tratta di un'offerta formativa molto approfondita, si tratta di una serie di corsi che daranno subito degli strumenti operativi e la capacità di agire alle nostre polizie locali, quindi è giusto che ci sia una selezione e che poi dopo questi soggetti che saranno formati andranno sul territorio a loro volta a formare i propri colleghi. Quindi sicuramente con un numero di 500 andiamo a coprire tutte le province del Veneto e potenzialmente tutti i comuni del Veneto.